Ergastolo per l'omicidio di Giacomo Jack Gobbato, morto a soli 26 anni a Mestre per aver difeso una donna da una rapina in Corso del Popolo il 20 settembre 2024. In 3 minuti ha distrutto vite e speranze. Dalle 22.57 alle 23 ha colpito una donna alla testa e compiuto una rapina, ha ucciso Giacomo Gobbato, ferito Sebastiano Bergamaschi, si è allontanato per ferire e compiere un'altra rapina. Così nella requisitoria la PM Federica Baccaglini con la Corte d'Assise di Venezia che in questa sentenza di primo grado ha condannato alla pena massima Sergei Merievski, il 38enne cittadino moldavo che ha ucciso Jack con un colpo di coltello al cuore. Dalla difesa, l'avvocata Gabriella Zampieri, che in aula si è battuta per dimostrare si sarebbe trattato di omicidio preterintenzionale, quindi a suo dire non ci sarebbe stata la volontà del moldavo di uccidere, al termine della sentenza, raggiunta al telefono alla domanda sull'ergastolo, risponde così. Si aspettava una sentenza del genere? È sciocco dire di no, nel senso che è talmente banale che è ovvio, ma se lo chiede la parte civile dirà esattamente il contrario. In aula, alla lettura della sentenza, il fratello di Jack piange, la mamma lo abbraccia. Per loro, come per il papà, disposto un risarcimento. Le provvisionali a favore delle parti civili in 200.000 per ognuno dei genitori del gobbato e 100.000 per il fratello del gobbato. Bergamaschi questa mattina forse saprà, ma ha revocato la Costituzione di parte civile. La Corte con l'ergastolo ha confermato tutte le accuse per il 38enne moldavo: omicidio volontario aggravato, 2 rapine, dopo la fuga aveva infatti aggredito l'altra donna di origine giapponese, e le lesioni nei confronti dell'amico di Jack, Sebastiano Bergamaschi, a sua volta ferito a coltellate. Confermata anche l'aggravante di aver commesso il delitto per coprire un altro reato, la rapina appunto, mentre è caduta solo quella dell'uso del coltello durante le rapine perché il moldavo non l'aveva tirato fuori. Jack sarebbe orgoglioso, la pena dell'ergastolo è la risposta migliore, così gli amici giunti in massa sul luogo dell'omicidio per tornare ad omaggiare Jack.